Wow, applauso. No, ma lui non parla molto lui. È là, ma non... Sicuramente è un po' ingessato. È un po' rigido. Sicuramente se l'hai goduta anche lui, però davanti a tutti stava bene. Sì. Però è un po' ingessato, ragazzi. Sente la pressione del Sente la pubblico, il pressione. cane o... Ok, un po'. Noi possiamo dire tutte le cazzate che vogliamo, vero? Sì, voi volete dire qualsiasi cosa. Cioè, No, è forse però verissimo. credo che per abbia qualcosa da aggiungere. Bau. Will you guys just slow it down and make it funky? Tre, due, uno. E yo, amici e amiche di Gen Z, benvenuti e benvenute. Intervista post concerto con la tipa. Wow, applauso. E Vai, anche cane, zio. più il dalmata, più pera. Not bad. Prima domanda che vi facciamo è semplice: come vi chiamate? Pera. No! Bau. Voi? Io mi chiamo Nicola. Leonardo. Luca. Io sono Tommaso. Com'è andato il concerto, secondo voi? Beh. No, è andato molto bene. Io ho avuto personalmente un problema tecnico che però mi ha fatto molto ridere. Però ci siamo divertiti e abbiamo sudato un po'. È stato piacevole, insomma. È stato bello perché il pubblico ha ballato e non è una cosa scontata, quindi siamo gasati e abbiamo ricevuto indietro quello che abbiamo dato. Ed è stato brutto perché ci hanno chiuso subito la musica. Aia. Diciamolo, Diciamolo, si può dire. Siamo qui per dire tutto quello che non ci va bene della vostra organizzazione. Next question. No, comunque avete fatto una bella organizzazione. parlarsi il microfono. E dicevo prima a lei che io sono personalmente felice del fatto che voi ragazzi, magari anche senza pigliare i skei, come dire, no, nel senso no. Tutto vero. No profit, eccetera, però avete un sacco di voglia di organizzare queste cose e alla fine fate le cose anche fatte bene, quindi è stato piacevole vedervi all'opera, ecco, per me che non hanno mai venuto. Dai, grazie. E niente, è stato un bel concerto, è stato divertente, tutto molto figo. Fai dire una cosa. Ah no, Pera vuoi aggiungere qualcosa? Bau. Altra domanda. Ah no, è vero, però È lui che fa il no, ma verso. lui non parla molto lui. È là, ma non... Sicuramente è un po' ingessato. È un po' rigido. Sicuramente se l'hai goduta anche lui, però davanti a tutti stava bene. Sì. Però è un po' ingessato, ragazzi. Sente la pressione del Sente la pubblico, il pressione. cane o... Ok, un po'. No, ma lui è bravo, l'abbiamo addestrato bene, non si alza mai, poi è un piccolo problema. Ma risponde al richiamo o... Assolutamente no. verso di te, sì, se no fa un po' tutto. No, infatti, in base a dove lo piazzi, ma capisce. Altra domanda che vi facciamo è: vi chiediamo il primo disco, che sia CD o vinile, che avete comprato in vita vostra. Madonna. Vai, parli tu, Nick. Noi siamo il club dei Club Dog 2012. Pera, giusto? Bravo. Io il mio primo disco che ho comprato è Life di Federico Malaman. Io faccio un po' fatica a ricordarmi, penso però lezioni di trap di Mac e Mocha. Quello che è un disco. Io penso It's a long way to the top if you wanna rock and roll degli AC/DC. Sì. Bau. Ok. Allora. Sto iniziando a essere super cool. La vostra... Allora qua... Lo leggo come l'hai scritto? Certo. Ok. Posso modificare? O No. vuoi che... Ok. Ormai sarà così. La vostra canzone perfetta per la domenica mattina, 3 puntini. Domenica mattinata.
Mattinata. Massimo 11 però, massimo 11. E Ciao Bea Rap di Stefano Pagliaro. La mia al momento è Ti voglio bere di Nico Arezzo. La porra sangue misto. Bassamia Dolce, Stefano Artuso. Bau. Io sono greco. Is the you, esatto. Io sono greco. Sì, perché dovete sapere che l'anno scorso abbiamo avuto il Grigio Scarlatto e durante l'intervista c'era... Come si chiama? Non mi ricordo più il nome. È un nome greco, effettivamente. Un nome greco e effettivamente, vabbè, il batterista che ogni volta alle domande tipo passava il microfono diceva io sono greco. Per non rispondere, perché non diceva io non capisco, io sono greco, quindi tutta l'intervista è così. Ma noi possiamo dire tutte le cazzate che vogliamo, vero? Sì, voi volete dire qualsiasi cosa. Cioè, No, è forse verissimo. però credo che Per abbia qualcosa da aggiungere. Bau. A volte parla tanto, sì. Vi facciamo un'altra domanda sul percorso musicale, una domanda divisa in due domande, cioè come vi siete avvicinati alla musica e come è nato il progetto La Tipa? Chi risponde? Nick? Chi vuole? Beh, allora, i nostri approcci alla musica, vabbè, ognuno avrà il suo. Io personalmente facendo trap, producendo beat trap. No, veramente. E il gruppo La Tipa nasce semplicemente da gemmate in amicizia tra me, Signor Pilu e Signor Cipresso, e in un secondo momento stavamo cercando un batterista e ci siamo imbattuti in un maratoneta famoso chiamato Leonardo Zolio, che è lui. Esatto, che però non l'avete visto oggi. Abbiamo anche un percussionista, si chiama Gianni Spanish. G-Spanish. Per le sue scendenze spagnole. Ok. Tu Pilo perché ti sei avvicinato? Non so. Bau. Io ero un metallaro. Bau. Ok, allora adesso... Ah no, scusa. Facciamo... Ok, c'è l'ultima. Questa qua? Prima del... Ok, vai. Ok, allora vi chiediamo, essendo Gen Z nasce con il cineforum, con il cinema così... riconosciuta per il cinema, vi chiediamo qual è il vostro film preferito. School of Rock. Quei bravi ragazzi. Io non so rispondere in questo momento. La leggenda di Al, John e Jack. Bau. Allora, ultima domanda che è un gioco che comprende 7 domande. Gioco finale e che Giù la Torre consiste in Giù la Torre. Vi faremo delle domande da cui scegliere, delle alternative, un out, e voi dovrete scegliere quello che tenete. Quindi indirettamente Dovete quello scegliere che... chi salvate, cioè siete su una torre e dovete buttare giù qualcuno. Esatto. Dovete dirci chi salvate. E quindi indirettamente chi buttate giù, chi non salvate. Allora, cominciamo con il ballottaggio. Primo, cosa salvate tra Vans e Timberland? Timberland! Ma siete d'accordo? Io dico Vans. Siamo 50-50. Aspetta, agoda la bilancia. Sbilanciamoci. Bau. Ok. Tra gnocchi al ragù o parmigiana di melanzane? Bisogna decidere chi buttare giù. Chi salvare? Chi salvare? Parmigiano e melanzane. Ok. Ok. Unanime. Bau. Ok. Sembra giusto. Cosa salvate tra testa o croce? Testa o croce? Testa. Io dico testa. Io dico croce per essere un po' più... Io dico bau. No, è giusto. Aggiungo due parole nuove. Mallet o pelata? No, ok. Io dico... Che parte del corpo? Pelata ovviamente, cioè. Mallet. Majestic si può dire. Majestic. Anch'io dico Majestic. Majestic. Majestic sarebbe questo. Ah, ok. Anche questo? Anche il tuo, sì. Che oltretutto questi capelli sono stati Tagliati artigianalmente da Alice, che salutiamo.
che è dall'altra parte. Bravo, hai fatto un Shout buon out. lavoro. Esatto, ma ha fatto. Vuole aggiungere qualcosa? Boh. Ok. Andiamo con fior di fragola o stecco blocco. Lo stecco blocco si è gelato. Ma spiega meglio come sono fatti gli stecco blocco. Il fior di fragola è quello rosa. Rosa, con la panna. E lo stecco blocco? Questo è quello della San Montana. di cioccolato gigante infilzato da un bastone. Esatto. Solo che dentro non è solo cioccolato, è gelato. Esatto. Io sceglierei lo stecco solo perché la stecca, quindi lo stecco blocco. Allora, in live Giada sta chiamando Luca, ma io ho il telefono di Luca. Stack block. Ok. Stecco blocco. Giada, sono Lari. Luca aveva perso il telefono per terra. L'ha trovato Seba. Stiamo facendo l'intervista. Ah, ok, va bene, cerco Luca e Wuff, glielo wuff. dico. Ok, ciao. Ciao. Wuff, wuff, wuff. Hai fatto una domanda, rispondiamo. Sono fat boy e sono un bambino zarro. Sono fat boy. Non ho capito cosa avete Ah, salvato. Stecco blocco. Ok. Ok. Tu? Io anch'io droppo lo stecco blocco. Ah, wuff wuff. Ok. Andiamo con in ordine. In ordine? O in ordine, forza. in ordine. Ok. Euphoria o James Blake? Il pibe. E il pibe. Ma James Blake avete chiesto? Allora, ok. mi sta chiamando anche Matteo Allora sì, il pibe, il Grifalconi. pibe. Allora, ciao Matteo Grifalconi, sono Lari. Luca ha perso il telefono per terra. Ah, ma Luca è qua. Luca. Stava chiamando Rossi. The Real Mocaccino su Instagram. Ok. Maca Eufo- nella il Moca su pibe. Instagram. Il pibe, ok, Andate ad allora ascoltare andiamo con lezioni di l'ultimo. trap. Cosa salvate tra la tipa e Stevie Wonder? Stevie Wonder. Lunga vita. Ho detto, lui non ci vedrà mai, però Stevie Wonder. Wuff. Wow. Detto ciò, intervista finita. Grazie mille alla disponibilità per la tipa. Mega in bocca al lupo per i loro progetti futuri. E shout out. Ma zio, grazie a voi. Genze, cazzo, Genze. Conductor.